In questa partita il bianco ha appena dato scacco e qui il nero si para con cavallo C6. Oddio, non è che ci sono troppe altre alternative, magari cavallo D7 può essere un'alternativa, ma dimmi un po', cavallo C6 è buona o non è buona? Ti fa paura il fatto che il bianco possa andare a doppiare i pedoni del nero, sì o no? La risposta è che questa doppiatura non fa paura. In primis, perché è una doppiatura sull'ala di donna e in questa parte della partita le doppiature fanno meno male rispetto a quelle sull'ala di re. Ma in secondo luogo, e forse anche più importante, questi non sono due pedoni doppiati uno di fronte all'altro, perché prima o poi il nero giocherà questo tipo di cambio e il pedone doppiato non ci sarà più. Quindi bisogna avere anche una visione un attimino qualche mossa più avanti per cercare di capire se una doppiatura è buona, se una doppiatura rimarrà o se riusciremo a sbarazzarci del pedone doppiato. Vieni a studiare all'interno della nostra accademia tutte le strutture di pedoni che sono la cosa più importante. I pedoni sono la prima fila di un esercito e sebbene sono i pezzi che valgono di più rispetto a tutti gli altri, manovrarli bene è fondamentale per migliorare a scacchi.